Brutta sorpresa per la parrocchia di Pozzuolo, presa di mira dai ladri a caccia di soldi. Al momento della chiusura sono state le suore a notare che qualcosa non era come al solito, evidenti segni di forzatura della sagrestia e all'interno, tutto a soqquadro. Sì, allora ieri sono andate le suore a chiudere la chiesa verso le 4:30 e hanno trovato lo stendardo rotto e con il bastone dello stendardo avevano sforzato la porta della sagrestia, entrano dentro mettendo un po' tutto a soqquadro cercando soldi che non hanno trovato. Dopo lì hanno provato a forzare la cassetta delle candele, l'offerta delle candele, e lì sicuramente forse qualche euro hanno trovato, ecco. Quindi un po' di danno hanno fatto, ecco, per cercare qualcosa che non hanno trovato se non pochi spiccioli. Una violazione in piena regola di un luogo sacro rispettabile che ha portato i ladri a prelevare un bottino che, stando a quanto riportato dai carabinieri, si aggira intorno ai 500 euro. Per fortuna il sacrestano aveva provveduto da poco a svuotare l'offertorio e il contenitore delle donazioni sotto le candele votive, per cui una buona parte della beneficenza dei fedeli si è quantomeno salvata. Resta il profondo dispiacere invece di Don Michele Frappa, parroco della chiesa. Sì, hanno un po' girato dappertutto, quindi sì, anche in soffitta perché era qualcosa fuori posto, perché cercavano qualcosa, ecco, ma non hanno trovato niente. No, soldi, cercavano soldi perché assolutamente solo soldi. E il dispiacere anche per quello che hanno fatto, ecco, grande.